reato ipotizzato è di scambio elettorale politico-mafioso. Con questa accusa i carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento hanno notificato un avviso di garanzia al sindaco di Villafranca Sicula, Gaetano Bruccoleri, farmacista eletto nel giugno del 2022 a seguito di ballottaggio. Il primo cittadino sarebbe finito sotto inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo nel contesto di un'operazione che l'8 marzo ha determinato la custodia cautelare di 7 persone, chiarendo ruoli e situazioni in ordine al mandamento mafioso di Burgio, Ribera, Lucca, Sicula e Villafranca. E proprio indagando sulle ultime elezioni comunali, gli inquirenti avrebbero accertato la possibilità di infiltrazioni tra le cosche e il voto, ma che non ha trovato pieno riscontro nella decisione del GIP di Palermo, che ha ritenuto la circostanza non provata. Un voto elettorale che allora ebbe effetto sorpresa di fatto dopo una situazione di pareggio, entrambi con 481 voti al primo turno. Bruccoleri è stato confermato sindaco al ballottaggio con uno scarto di soli 7 voti, sconfiggendo il suo avversario, l'uscente Domenico Balsamo.